Ciao ragazzi, oggi sono a Grillara nel delta del Po, in provincia di Rovigo. Sono all'interno del Museo delle Ocarine perché questi strumenti nascono proprio qui. Questa è una zona ricca di argilla. Questo qua è ricchissimo perché qua passava il fiume Po e ci ha regalato tutto questo territorio. Quindi qua l'argilla in questa zona particolare dove abito io non manca. Provo l'adesione della terra, la plasticità e quanto attacca, che è importante per modellare. Se non è abbastanza elastica, non fa niente. Non si fa niente, bisogna cambiare posto, bisogna trovare proprio quella più aderente, quella che attacca meglio. C'è una forte tradizione in questa terra legata a questi strumenti, a questi giochi, gli ocarini, i fischietti, i cucchi, e c'è una famiglia, la famiglia Fecchio, che la porta avanti questa tradizione, perché li produce e organizza percorsi, laboratori didattici e soprattutto suona. Benvenuto, perché le ocarine? Che storia hanno? Ha una storia ormai centenaria. Iniziò mio papà nel 1910, era bambino, diede vita alla prima e si è così innamorato di questo prodotto che fino a 103 anni li ha sempre costruiti. Poi tu hai portato avanti questa tradizione. Con enorme soddisfazione dagli anni 80 mi sono gettato a capofitto in questa grande tradizione e oggi ne sono entusiasta di portarla avanti. Hai coinvolto tutta la tua famiglia? Sì, diciamo che si sono contagiati, sono arrivati da soli, pian pianino. Iniziò la moglie e poi anche le figlie, come una calamita, sono arrivate alla tradizione, a questa bellezza. Adesso vivete di questo, benvenuto? Allora noi siamo agricoltori, quindi lavoriamo la terra per produrre del cibo e preleviamo la stessa terra per creare questi strumenti e noi lavoriamo con questo perché facciamo visite guidate sulla produzione e su quello che nasce dalla terra e in più facciamo fare anche dei laboratori alle persone che vogliono provare a fare questa esperienza. Il museo è stato aperto nel 2010 e da allora ogni anno qui vengono, pensate un po', circa 4.000 persone e qui si può rivivere la storia delle ocarine, si può vedere come nascono, si può ascoltare la musica e si può anche così leggere e farsi raccontare soprattutto la storia di questa famiglia. Era una tradizione in questa terra? Sì, perché tanti usavano la terra del Po per costruirsi magari dei piccoli giocattoli, ma qualcuno di questi la faceva suonare. Perché è continuato il lavoro del papà? Perché siamo molto legati al territorio e per noi è un'enorme soddisfazione, una grande bellezza portare avanti il suono della nostra terra. Che suono è il suono della vostra terra? È un suono straordinario, bello perché viene dall'anima. Insomma, la terra che nutre il corpo ma anche lo spirito con la musica. Ma certo, corpo, spirito e musica e arte. E adesso, ricordando nonno Idelmo, i Fecchio in concerto.